siamo in cucina, andiamo a vedere con Gianfranco Pulina i Colurgiones. Allora, qua adesso... Mettiamoli qua, facciamo qua questo lavoro, se no non vediamo niente. Okay. Bravo, questa è la ricetta classica. Questo è il classico, quindi non ho fatto altro che saltare, cucinare i Colurgiones lì nell'acqua bollente. Sì. Come vengono a galla, vengono tirati fuori e li ho conditi con del pomodoro semplice che vado a profumare con della menta. Certo, che richiama fresca, un po' la menta che è all'interno del Colurgione, dell'impasto. poi un po' di pecorino fresco. Che bello. Tu com'è che sei diventato cuoco? Allora io avevo iniziato un po' per punizione lì nella brigata a Sassari, poi da lì mi sono appassionato, mio suocero mi ha da subito trasmesso la sua passione. E quindi poi tu sei volato poi, perché quello che tu hai è una ricerca capillare dei prodotti del territorio, sì, vero? A me piace proprio lavorare con tutti i produttori che abbiamo nel nostro territorio e cercare di scoprire soprattutto i sapori di una volta, un po' come noi diciamo in dialetto sugonnotto, quindi quello che era già conosciuto. Certo. Tanto non si inventa più niente. No, assolutamente. Allora. Guardate che bello questo piatto. Quindi tu metti i Colurgiones con il ripieno fatto con le patate blu, con le patate viola, che sono ricchissime di antociani, di antiossidanti, insieme al pesce. Lo vado a calamaro, delle vongole, no? E dei pomodorini. Pomodorini. Bello. Però manca un altro tocco di Sardegna. Finiamo con la bottarga. La bottarga. Aspetta, Senti. Allora, eccoci qua. Poi un po' d'olio crudo. Bello. Questa è una rivisitazione. Tu sei per proporre Colurgione sempre, non solo nel giorno di festa, vero? Allora, questo è un piatto che io propongo al ristorante perché comunque la gente adesso ha anche bisogno di cromatismi, quindi utilizzando la patata viola, certo, andiamo anche a dare colori diversi. Qualcosa di speciale oltre che qualcosa di buono. E comunque andiamo a utilizzare sempre un prodotto che è unico perché è coltivato solo a Scano Montiferru. Sì, adesso stiamo la poi dopo bottarga. Lui ci farà un altro piatto invece con questo le lorighittas, che è un altro piatto che rappresenta comunque un territorio della Sardegna. Questa forma d'anello, perché questo richiama l'anello con cui si legavano gli alberi, era l'asinello, guardate che cosa impariamo oggi a Geo. Bene, allora, quindi a fette la bottarga, allora, non grattata sopra, no, che raffinatezza, alla melle, grazie, ci vediamo tra poco per la seconda ricetta, adesso invece occupiamoci dell'assicurazione.